castello sul colle di San Giusto è uno dei simboli della città di Trieste. La storia di questo sito inizia alla fine dell'età del Bronzo, circa il 1000 Avanti Cristo, con la costruzione di un castelliere, ovvero di un abitato fortificato tipico della preistoria. Attorno al Castelliere, nel tempo, cresce una cittadina che venne chiamata Tergeste. Nel secondo secolo avanti Cristo, i Romani si impadroniscono della cittadina. In quel periodo sorgono edifici importanti, tra cui il Tempio, la Basilica Civile, il Foro Romano e ai piedi del colle il Teatro Romano. Questi resti sono stati scoperti con gli scavi del 1930 e oggi sono esposti al pubblico nel Lapidario Tergestino del Castello. La storia dell'attuale castello è legata alle perenni guerre tra Trieste, Venezia e l'Austria. Sotto il dominio austriaco, la città veniva protetta da un capitano imperiale. Nel 1468 l'imperatore Federico III ordina la costruzione sul colle di San Giusto di una casa fortificata con un ponte levatoio che protegga l'accesso. Si tratta di un edificio a base rettangolare a 2 piani che oggi ospita il museo storico e che è sormontato da una torre a forma di L. Nel 1509, per rendere più inespugnabile la fortezza, venne costruito nella zona ovest il bastione rotondo. Nel 1557, nella zona sud, il bastione Lallio, che oggi ospita il Lapidario Tergestino, e nel 1636, nella zona est, l'imponente bastione Fiorito. Nel 1918, con l'annessione di Trieste all'Italia, nel castello si stabilisce il distretto militare e nel 1930 l'intero comprensorio diviene proprietà del comune e tutto il castello viene sottoposto ad un integrale intervento di restauro. Oggi è un centro di attività artistico-culturali ed un luogo di svago di carattere popolare e turistico. La casa del capitano riprende la sua fisionomia originaria e vi viene istituito il museo, che ospita l'armeria e gli arredi antichi. Durante l'estate il piazzale delle milizie viene trasformato in un grande teatro all'aperto per diventare sede di importanti eventi spettacolari.